Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Riprende l'offensiva del racket in Sicilia. A Favara, nell'Agrigentino, a fuoco una decina di macchine nella concessionaria Vitauto. In fumo anche gli uffici. A Palermo ancora bottiglie di benzina con la cifra dell'estorsione, questa volta davanti a un bar dello Zen, danneggiate le vetrine. Sempre a Palermo, nuovo sequestro per truffa del valore di 700.000 euro all'imprenditore Giuseppe Piraino, titolare di una società edile, aveva denunciato più volte estorsori e richieste di pizzo, ma a ottobre gli erano stati confiscati beni per più di 3 milioni e mezzo di euro. A Sciacca ha chiesto 3 condanne per la morte 6 anni fa di un bimbo caduto da un carro di carnevale. Il pubblico ministero invoca una pena di 6 mesi per imprudenza per il padre della piccola vittima, che però è anche parte civile. A Marsala, attesa dei risultati dell'analisi dell'area per l'eventuale revoca della blindatura di porte e finestre delle abitazioni, tenute anche a spegnere i condizionatori, nel raggio di 2 chilometri dall'azienda, dove un incendio ha mandato in fumo materiali di plastica. Controtendenza, nella Sicilia che ogni anno perde 40.000 giovani c'è chi vuole rimanere e fare impresa. Presentata a Palermo, Resto in Sicilia, l'iniziativa della CNA, Confederazione di Artigiani e Piccole Aziende. Catania, dopo la sparatoria a Trappetto Nord retata della polizia nella zona di via Capovazzero, una delle piazze di spaccio più attive della città. 4 arresti, sequestri di droga. Musica, c'è l'Occidentalis Karma in arrivo a Catania. Francesco Gabbani, che celebra 10 anni di carriera, atteso il 27 alla Villa Bellini. Calcio, Catania, Borsino allenatore, sale De Giorgio, scende forse in modo definitivo Caserta. Nel caso arrivasse a Catania, l'ex Potenza troverebbe Varrà come DS. Bentrovati, notte di fuoco a Favara nell'Agrigentino, un devastante incendio ha distrutto una decina di auto nella rivendita Vitauto in contrada Petrusa, danneggiati anche gli uffici. I carabinieri che esaminano le immagini di videosorveglianza indagano sull'ipotesi di un attentato del racket. Davide Sardo. Indagini serrate dei carabinieri per fare luce sul maxi incendio che nella notte ha devastato la rivendita di auto Vitauto lungo la strada statale 122 in contrada Petrusa a Favara nell'Agrigentino. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire le fasi che hanno preceduto il rogo e verificare eventuali presenze sospette. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella dell'attentato incendiario. Le fiamme hanno avvolto l'attività commerciale, distruggendo una decina di vetture e danneggiando anche un prefabbricato adibito a ufficio. L'allarme è scattato nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri della tenenza di Favara e del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini. La rivendita appartiene a un commerciante favarese che, secondo quanto emerso, in passato era già stato vittima di un episodio analogo. Nuova intimidazione mafiosa anche a Palermo, preso di mira il bar Cherie allo Zen. Trovate all'ingresso bottigliette di benzina e la scritta 5.000 euro, chiara richiesta di pizzo. Danneggiate le vetrate del locale. Nelle settimane scorse diversi locali di Sferracavallo e di altre borgate avevano subito minacce e attentati del racket. Lunedì aveva presieduto il Comitato per la Sicurezza il ministro Piantedosi. Ancora a Palermo, truffa sul superbonus, un nuovo sequestro da 700.000 euro per l'imprenditore che denunciava il racket, Giuseppe Piraino.
soldi trasferiti sul conto della moglie. A ottobre era stato destinatario di un altro provvedimento di oltre 3 milioni e mezzo. Marco Cullà. Nuovo sequestro da circa 700.000 euro per Giuseppe Piraino, l'imprenditore palermitano e la società di cui era rappresentante legale lo scorso ottobre erano stati destinatari di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica per un importo complessivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione dei crediti inesistenti sul superbonus. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una donna palermitana. La donna ha raccontato che la società che si era aggiudicata i lavori di rifacimento della facciata del suo palazzo non aveva mai portato a termine le opere. La ditta, che fa capo a Piraino, la Mosina Costruzioni, si sarebbe limitata a montare i ponteggi e poco altro. Piraino dunque non avrebbe mai maturato il credito d'imposta a seguito della cessione da parte del condominio e inoltre avrebbe trasferito parte dei soldi nei conti della moglie. L'imprenditore però ai nostri microfoni replica così: nessuno ha nascosto fondi, nessuno ha nascosto conti correnti, nessuno, secondo la mia opinione, ha commesso delle distrazioni fatte per rubare soldi. Questo sia ben chiaro sia alla polizia giudiziaria sia anche a chi sta facendo le indagini. Stiamo facendo opposizione, abbiamo messo a disposizione della polizia giudiziaria fin da subito tutti i miei documenti, tutti i miei fondi, tutte le mie proprietà a disposizione. Se avessi voluto distrarre fondi sicuramente non li andavo a mettere su un conto corrente legato a un mio parente così vicino e sicuramente non avrei fatto qualcosa di così clamoroso. Giuseppe Piraino, imprenditore divenuto simbolo della città che si ribella al racket, ha anche fatto arrestare alcuni mafiosi riprendendo con una telecamera nascosta la richiesta di pizzo. Nell'ultimo blitz antimafia, invece, che ha portato all'arresto di Galatolo e altri boss dell'Arenella e Acquasanta, è emerso che molti imprenditori cercavano proprio Cosa Nostra per fare affari e avere protezione. La procura di Sciacca ha chiesto 3 condanne per la morte del bimbo di 4 anni caduto da un carro allegorico nel carnevale del 2020. Tra gli imputati il padre del piccolo, che però è pure parte civile, Davide Sardo. Una richiesta di condanna per tutti e 3 gli imputati nel processo sulla morte del piccolo Salvatore Sclafani, il bambino di 4 anni che perse la vita nel febbraio del 2020 dopo essere caduto da un carro allegorico durante il carnevale di Sciacca. Nel corso della requisitoria, durata oltre 2 ore, il pubblico ministero Simone Billante ha chiesto 2 anni e 4 mesi di reclusione per Giuseppe Sclafani, responsabile dell'associazione che realizzò il carro Volere Volare. 2 anni la pena richiesta per Giuseppe Corona, organizzatore della manifestazione attraverso l'associazione Futura. Chiesta anche la condanna a 6 mesi per Francesco Sclafani, padre della vittima. Tutti rispondono di omicidio colposo. Secondo la procura, il costruttore del carro non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per evitare il rischio. Agli organizzatori viene contestata una vigilanza insufficiente con soli 2 addetti alla sicurezza per un carro lungo oltre 10 metri. Al padre del bambino viene invece attribuita l'imprudenza di aver portato il figlio sul carro. Dal 9 luglio inizieranno le arringhe della difesa. La sentenza del giudice Dario Hamel è attesa dopo la conclusione del dibattimento. A Marsala, attesa dei risultati dell'analisi dell'aria per l'eventuale revoca della blindatura di porte e finestre delle abitazioni, tenute anche a spegnere i condizionatori nel raggio di 2 chilometri dall'azienda dove un incendio ha mandato in fumo materiali di plastica. Laura Spanò. Chiusi in casa con porte e finestre serrate e il divieto di accendere i condizionatori, una situazione al limite, quella con la quale dovranno fare i conti quanti abitano alla periferia a sud-est di Marsala, dopo l'incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì scorsi alla Sarco, azienda che si occupa della lavorazione e trasformazione di vetro e metalli. Il rogo ha infatti riguardato anche sostanze plastiche, diffondendo nell'aria fumi neri e probabilmente tossici. L'ordinanza del sindaco Andreana Patti, in vigore fino al 25 giugno, intima di tenere chiuse le porte, le finestre di abitazioni, uffici e luoghi di aggregazione e disattivare gli impianti di climatizzazione dell'aria.
Con il caldo di questi giorni sarà un vero inferno. In queste ore si è in attesa degli esiti delle analisi affidate all'ARPA Sicilia. Il provvedimento è rivolto a residenti, esercenti, datori di lavoro, lavoratori e a chiunque a qualsiasi titolo si trova nel raggio di 2 chilometri dall'azienda andata a fuoco. Vietate tutte le attività all'esterno. Le conseguenze dell'incendio colpiscono anche gli allevatori della zona con il divieto di pascolo e la sospensione della vendita del latte. Numerose aziende zootecniche si troveranno così ad affrontare nei prossimi mesi una situazione difficile. In tanti si stanno già attivando per avviare le procedure assicurative finalizzate al risarcimento dei danni. A Priolo Gargallo, tra residenti infuriati e altri rassegnati, continuano i forti maleodori di idrocarburi nell'area del petrolchimico. Domani vertice in prefettura a Siracusa, il 26 Commissione regionale ambiente a Melilli. Francesco Aloi. E la cosa peggiore è che ormai ci stanno abituando, come le famose finestre di Overton. Le centraline dell'ARPA ne monitorano costantemente la qualità, ma attorno al petrolchimico del Siracusano l'aria è sempre più irrespirabile. Noi oramai qua a Priolo siamo quasi abituati. La gente di Priolo Gargallo è stanca, come lo è chi abita negli altri comuni dell'area industriale. Ma è qui che si registrano più disagi. Delle mie compagne sono pure sentite male una mattina, una mia compagna è svenuta, hanno chiamato il pronto soccorso, il 118, c'era chi sanguinava dal naso. C'è chi avverte bruciore agli occhi, con tosse e vomito, ma ci sono anche gli effetti ben più gravi. Da queste parti tutti conoscono almeno una persona che lotta contro il cancro. Purtroppo ognuno di noi ha un parente o un amico malato di cancro e questa è la brutta verità, ne abbiamo persi tantissimi nell'ultimo anno, possiamo dire che andiamo alla media di un funerale alla settimana. Intanto il 26 giugno a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente con la presenza dell'assessore Savarino. Siamo al lavoro per nuove attività, per dare i soldi al libero consorzio e all'ARPA per aumentare i controlli nel territorio, ma soprattutto siamo al lavoro per intercettare la responsabilità e per capire da dove provengono questi odori nauseabondi. E domani pomeriggio alle 16:30 ci sarà un vertice in prefettura a Siracusa con i sindaci dell'area industriale ed ARPA. 3 sbarchi con 108 migranti nelle ultime ore a Lampedusa. Altrettanti barchini sono stati soccorsi nella notte da un pattugliatore della Guardia di Finanza e da 2 navi delle ONG. Tutti i migranti hanno raccontato di essere partiti dalla Libia. Controtendenza, nella Sicilia che ogni anno perde 40.000 giovani, c'è chi vuole rimanere e fare impresa. Resto in Sicilia è l'iniziativa della Confederazione CNA degli artigiani e delle piccole aziende, presentata questa mattina a Palermo. Marco Gullà. Ogni anno circa 40.000 giovani lasciano la Sicilia per trasferirsi nel centro-nord Italia o all'estero per motivi di studio o di lavoro. Un dato che inesorabilmente fotografa la fuga dalla Sicilia. C'è però chi vuole restare e fare impresa nell'isola, come alcuni giovani della CNA che questa mattina hanno presentato alla Camera di Commercio di Palermo l'iniziativa Resto in Sicilia. Stiamo creando una vera e propria proposta da poter portare nelle scuole. Noi imprenditori andremo a conoscere gli studenti sin dalle medie, arrivare alle superiori, per poter far conoscere i valori delle nostre aziende, sia artigianali che non, per andare a creare un blocco dei studenti o degli universitari stessi che vogliono partire e non rimanere più in Sicilia. Imprese e università, una connessione per far rimanere i giovani in Sicilia. Abbiamo dato vita a un manifesto sulla restanza molto essenziale, su quello abbiamo chiesto la condivisione di forze diverse, università, forze sociali, economiche, culturali, per mettere assieme appunto le migliori energie e individuare alcune proposte concrete da sottoporre all'interlocutore regionale, nazionale ed europeo sul piano politico. Conosciamo anche Manuel, giovane imprenditore palermitano che ha deciso di rimanere nella sua terra. Noi operiamo nel settore dello sviluppo software, abbiamo realizzato un'impresa da zero, oggi questa impresa sta crescendo anche grazie al supporto delle attività territoriali che il CNA svolge e dal territorio Sicilia siamo riusciti a espanderci in tutta Italia rimanendo qui. Palermo rischia di perdere 47 milioni di euro di finanziamenti per le scuole e la riqualificazione di 3 quartieri difficili.
La denuncia dei gruppi di opposizione in comune. Maglio Viola. I progetti finanziati con i fondi ex GESCAL per il recupero e la sistemazione delle scuole di 3 quartieri difficili della città di Palermo, Lo Zen, Lo Sperone e Borgo Nuovo, rischiano di perdere i finanziamenti. Lo denunciano le opposizioni al Comune di Palermo, che segnalano come solo 5 siano in realtà in fase di avvio, mentre altri 10 vedano le procedure neanche essere partite e dunque non potranno essere rispettati i termini che prevedono l'avvio di lavori entro e non oltre il 12 di gennaio del 2027. Sono 15 interventi previsti nell'ultimo accordo tra Comune e Regione e per non perdere i finanziamenti bisogna rispettare la data del 12 gennaio per l'inizio dei lavori. Basta che un solo intervento non arrivi all'inizio dei lavori entro questa data, per cui si perdono tutti e 47 i milioni di euro del finanziamento regionale, comprensivi anche dei soldi già spesi, quindi il Comune di Palermo si troverebbe a dover restituire i denari. Si tratta nel complesso di 47 milioni di euro che sono legati ai 15 progetti. Se solo uno di questi non dovesse partire in tempo, rischia di far saltare a pioggia anche i finanziamenti delle opere già in corso. Come opposizione invieremo una nota al governo Schifani per prendere atto del disastro del Comune di Palermo e attivare delle procedure come un'eventuale proroga che chiederemo al governo Schifani, perché sono fondi importanti per 3 quartieri della nostra città che non possiamo perdere. La denuncia pubblica è firmata anche da Teresa Piccione, segretario del PD di Palermo, e dall'ex vice sindaco Fabio Giambrone di AVS. Catania, dopo la sparatoria a Trappeto Nord, retata della polizia nella zona di via Capopassero, una delle piazze di spaccio più attive della città. 4 arresti, sequestri di droga. Simona Mazzone. Al setaccio il quartiere di San Giovanni Galermo fino alla zona di Trappeto Nord, con un'operazione interforze straordinaria di controllo del territorio ad alto impatto, dopo la sparatoria di qualche giorno fa in piazza Beppe Montana a Catania, in cui sono stati sparati circa 30 colpi. In particolare le forze di polizia si sono concentrate nella zona di via Capopassero, una delle piazze di spaccio più attive della città. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, impegnati con 83 unità, hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di droga, 5 i denunciati, mentre sono state eseguite sanzioni per oltre 51.000 euro, soprattutto per effrazioni al codice della strada, assenza di patente in molti casi mai conseguita, mancanza di assicurazione o revisione, guida senza casco e uso del cellulare alla guida. In particolare, grazie all'unità cinofila, sequestrate 350 dosi di marijuana e 4 confezioni di Vax, la nuova pericolosa droga indirizzata soprattutto ai giovanissimi. Trovati anche quantitativi di cocaina e crack. Nel corso dei controlli sequestrate anche diverse armi. Al via domani gli esami di maturità con la prima prova scritta e il tema di italiano uguale per tutti gli indirizzi di studio. Oltre 40.000 gli studenti siciliani che vivono la vigilia tra ansie e pronostici. Simona Mazzone. Sono oltre 40.000 gli studenti siciliani pronti ad affrontare la prima prova degli esami di maturità, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi e sono 7, divise in 3 tipologie, 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. La notte prima degli esami porta consiglio ma spesso anche un po' di confusione. Il 20% dei maturandi, secondo un monitoraggio di scuola.net, è convinto di poter scovare qualcosa di utile in rete. Attenzione a non inciampare a un passo dal traguardo. Per questo torna la campagna della Polizia Postale Maturità al Sicuro, che punta a smontare le fake news legate all'esame di maturità. Se Ungaretti, Seneca, ma anche tecnologia, guerra e Costituzione è il quintetto di temi e autori che ha dominato le prove degli ultimi 25 anni, per la maturità 2026 ci si aspetta di trovare gli 80 anni del referendum istituzionale in Italia, affiancati da un altro anniversario, i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda Grazia Deledda. E cresce l'attesa per le tracce su intelligenza artificiale, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea. Ma gli studenti acclamano D'Annunzio come vincitore ufficiale del Toto Esame 2026, accanto a tecnologia, social network e digitalizzazione, apparsi in ben 15 occasioni negli ultimi anni. Tra le raccomandazioni, lasciare cellulari e smartwatch a casa, a rischio l'eliminazione dalla prova, e portare con sé il vocabolario cartaceo, ma soprattutto usare meno l'intelligenza artificiale e più quella naturale. Come diceva il fisico Einstein, la misura dell'intelligenza è la capacità di cambiare.
Giustissimo. Musica adesso. Francesco Gabbani celebra 10 anni di carriera con un nuovo tour e il 27 giugno farà tappa alla Villa Bellini di Catania. Il suo è un viaggio tra le nuove canzoni e i brani che lo hanno consacrato tra i protagonisti della musica italiana. Desiree Ferlito. Essere o dover essere, il dubbio amletico. 10 anni di carriera celebrati sul palco, tra canzoni che hanno segnato un'epoca e nuove emozioni da condividere con il suo pubblico. Francesco Gabbani torna in tour e fa tappa anche in Sicilia con un unico appuntamento regionale in programma il 27 giugno alla Villa Bellini di Catania. Effettivamente il pubblico siciliano, in tutte le circostanze che insomma, ho avuto il piacere in cui ho avuto il piacere di incontrarlo, devo dire che mi ha sempre regalato un grande affetto, una grande carica energetica, vibrazionale proprio. In realtà ho iniziato a studiare chitarra con un siciliano, quindi una parte di Sicilia mi ha insegnato a suonare la chitarra, ecco. Cantautore raffinato, carismatico, capace di alternare riflessioni profonde e leggerezza. Questa proposta di riflessioni, no? Anche un po' che vanno a stuzzicare quello che è in un modo celatamente polemico il nostro modo di vivere. Un concerto che promette energia, coinvolgimento e quella capacità tipica di Gabbani di raccontare il presente con ironia, sensibilità e Bella la sua modestia. Il 27 giugno alla Villa Bellini di Catania. Adesso è il momento della nostra pausa. Tra poco per il calcio. Sale De Giorgio, scende Caserta nel toto allenatore per il Catania. State con noi. Calcio a Catania, tiene banco il nodo allenatore. De Giorgio, già sondato varie volte dalla dirigenza, sale nell'indice di gradimento. Scende Caserta. Marco Carli. Il nodo allenatore è il tema in casa Catania. I tempi con Caserta sono diventati lunghi e quindi il candidato numero 1 fino a qualche tempo fa è sceso nelle gerarchie. L'accordo economico, inteso nella sua modalità fra fisso e variabile e nelle possibilità di separare le strade in futuro, è difficile da trovare. Difficile per non dire impossibile al momento, poi le strade del calcio restano infinite. A proposito di Caserta, a Empoli stanno valutando se tenerlo, ma intanto incontrano altri allenatori, fra cui quello che adesso è indicato come il favorito per la panchina del Catania, cioè De Giorgio, che porterebbe un calcio diverso, più propositivo e offensivo e con scelte tecniche, appunto tattiche, da condividere in toto con la società. A Catania ritroverebbe Varrà. Nel frattempo ha visto l'Empoli, come detto, e con il passaggio alla Juve Stabia di De Vito, anche lui ex Potenza come responsabile dell'area tecnica, c'è chi pensa che quello di De Giorgio potrebbe essere un nome per la panchina dei campani. Sarebbe in caso Serie B, ma a Catania il tecnico, che ha vinto la Coppa Italia di Serie C a Potenza, società con cui si svincolerà dall'accordo che lo lega fino al 2027, i lucani stanno virando su Tisci, si ritroverebbe ad allenare nella categoria e nel girone che conosce, con un evidente upgrade per una piazza che tanti allenatori considerano da Serie A. I matrimoni si fanno in due, dunque passi ponderati e condivisione delle strategie. Diana e eventualmente Troisi o Turati restano fra le alternative. Da questa scelta, abbinata a quella già fatta con Varrà, dipende il futuro e il Catania sa di non poter sbagliare. Ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.